Benvenuti all'edizione del telegiornale di Telemare di venerdì 19 gennaio 2018. Partiamo con le notizie dalla Regione. Alla terza commissione l'audizione della Giunta regionale che ha tracciato il quadro della situazione dei servizi dedicati alla terza età. La Giunta regionale ha tracciato il quadro complessivo della rete dei servizi sociali e sociosanitari dedicati alle persone anziane nel corso di un'audizione alla terza commissione del Consiglio regionale. I dati rilevati registrano nella struttura demografica della popolazione regionale una condizione di invecchiamento significativo rispetto al resto d'Italia. La stima di anziani non autosufficienti è pari a 32.200 unità, mentre oltre 30.000 persone si trovano in condizioni di ridotta autonomia. In ambito dei servizi di assistenza sociosanitaria, nel 2016, gli utenti con oltre 65 anni che hanno usufruito di un intervento di assistenza domiciliare sono stati circa 32.000, 16.000 dei quali interessati da prestazioni di carattere continuativo. I servizi riabilitativi sono stati utilizzati da oltre 12.300 utenti, di cui 3.500 bisognosi di prestazioni continuative. Dei servizi semi-residenziali hanno usufruito 790 utenti. Il sistema dei servizi residenziali conta 189 strutture, per 10.997 posti letto. 5.148 sono gli operatori tra infermieri, assistenti di base e professionisti dedicati alla riabilitazione. Sono stati adottati nuovi sistemi informativi che hanno permesso la raccolta di informazioni relative alla gestione dei servizi residenziali ed alla relativa rielaborazione dei dati raccolti. È stato compiuto il monitoraggio e la successiva valutazione della qualità delle residenze per anziani ed avviato un processo di riclassificazione delle stesse. Conclusa la fase di riclassificazione, si intende avviare il processo di accreditamento che permetterà il convenzionamento con il servizio pubblico ed il nuovo sistema di finanziamento per gli anziani non autosufficienti, ospitati nelle case di riposo, che passerà da una logica basata sui posti letto ad un approccio guidato dal bisogno degli utenti. Partiranno anche le sperimentazioni, abilitare possibile e domiciliarità innovativa, per incentivare la permanenza nel contesto familiare degli anziani in condizioni di fragilità. Vi è poi la sperimentazione legata allo screening della popolazione anziana fragile, con lo scopo di definire un protocollo di intervento per attivare il servizio di telesoccorso e la partecipazione all'attuazione del Piano Nazionale Demenze. Regioni, Fincantieri e sindacati insieme per promuovere l'occupazione. L'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Deborah Seracchiani, ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno firmato un protocollo di collaborazione per favorire i processi di collaborazione lavorativa e stimolare l'occupazione locale, soprattutto quella giovanile, al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio regionale. Fincantieri, Regione e sindacati, è stato spiegato durante una conferenza stampa, lavoreranno in sinergia per potenziare l'attività di informazione e comunicazione sulle iniziative e le opportunità occupazionali per lavoratori ed imprese che operano nell'indotto cantieristico, in particolare di quelle del cantiere di Monfalcone. Nel concreto, l'accordo mira ad implementare le opportunità di impiego e favorire i processi di ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e delle categorie di lavoratori più fragili, prestando però attenzione alle esigenze del mercato del lavoro che cambiano repentinamente. A breve verrà aperto uno sportello dell'Agenzia regionale per il lavoro a Monfalcone e saranno attivati corsi e tirocini presso Fincantieri e le imprese dell'indotto. Affinché gli effetti del protocollo siano tangibili, sarà inoltre istituito un gruppo di lavoro paritetico composto dai rappresentanti degli enti firmatari ed aperto a rappresentanti di altri soggetti del mondo della formazione, della scuola, delle università e dei poli tecnico-professionali della Regione. Tra gli obiettivi dell'accordo c'è la stabilizzazione dell'occupazione attraverso la creazione di figure qualificate che, grazie alle proprie competenze professionali specifiche, facciano collimare le esigenze aziendali con quelle occupazionali, con la speranza che la comunione di intenti delle parti in causa riesca a portare una ventata di ossigeno a chi è in cerca di lavoro, magari anche per qualche lavoratore della vicina e ormai prossima alla chiusura Eaton. Direttore Manfren, occupazione e formazione nel protocollo firmato oggi. Sì, entrambe infatti.
occupazione, istruzione e formazione. È un protocollo importante proprio anche per l'ambito così vasto che va a coprire. Interseca molte competenze regionali, in particolare quelle della direzione, e credo che metterle così in filiera una con l'altra, collegarle, sia effettivamente il valore aggiunto di un protocollo di questo tipo. I sindacati hanno detto che è un punto di partenza e non di arrivo. Condivido, nel senso che per noi ogni attività che poniamo in essere ogni giorno è sempre un punto di partenza. A volte, come in questa situazione, è anche un punto di arrivo di un percorso, ma è un punto di arrivo che deve scaturire, deve creare altro, deve figliare ulteriormente, e viene sottoscritto proprio con questa finalità, con questa volontà. Regione, Fincantieri e sindacati insieme per promuovere l'occupazione. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, e l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, hanno firmato 2 accordi, uno nell'ambito dello sviluppo del rapporto scuola-lavoro, l'altro sull'implementazione della collaborazione esistente tra il Museo della Cantieristica e lo stabilimento di Monfalcone, finalizzata alle visite guidate congiunte dei 2 siti. Il primo accordo prevede che Fincantieri e il Comune attivino una collaborazione nell'ambito del rapporto scuola-lavoro, per avvicinare l'offerta formativa scolastica ai potenziali fabbisogni professionali dell'azienda. Si procederà all'individuazione delle esigenze di qualificazione professionale richieste da Fincantieri, necessarie per mantenere ed accrescere il livello dell'organizzazione per far fronte al fattore competitivo imposto dal mercato cantieristico. La Regione ha approvato le graduatorie del bando rivolto alle associazioni giovanili ed istituti scolastici, finanziato in base alla legge regionale 5 del 2012 per l'autonomia dei giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità, che stanzia 300.000 euro per le iniziative rivolte ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. I fondi saranno ripartiti tra 31 realtà, 20 associazioni senza scopo di lucro ed 11 scuole. Alle associazioni che per partecipare al bando devono operare in Friuli Venezia Giulia ed essere composte almeno per l'80% da soci e componenti dell'organo direttivo in età compresa tra i 14 e i 35 anni sono stati depositati 191.500 euro, mentre agli istituti scolastici andranno 108.500 euro. Le iniziative risultate ammissibili sono state valutate da una commissione in base a grado di innovatività e originalità, partecipazione giovanile nell'organizzazione e realizzazione delle attività, partnership messe in atto, diffusione sul territorio regionale e congruenza delle risorse previste. Le graduatorie complete relative al bando sono consultabili sul sito della Regione. Entro gennaio sarà effettuato il primo sopralluogo per le operazioni di bonifica nello stabilimento della Ferriera di Servola. Sarà condotto entro gennaio il primo sopralluogo nell'area della Ferriera di Servola, a cura dei raggruppamenti di impresa che si sono aggiudicati le gare d'appalto per gli interventi previsti dall'accordo di programma quadro per la messa in sicurezza, bonifica e reindustrializzazione dello stabilimento. Un primo cronoprogramma sulle attività di indagine e di progettazione previsti nell'asse 1 azione 2 dell'accordo, fissato a Trieste nel Palazzo della Regione nella riunione tecnica convocata ed introdotta dal commissario straordinario per l'attuazione dell'accordo di programma e presidente del Friuli Venezia Giulia. All'incontro erano presenti la struttura commissariale Invitalia con il RUP Enrico Fusco a presiedere la fase tecnica dei lavori, la Direzione Regionale Ambiente, il Comune di Trieste, l'ARPA, la Capitaneria di Porto, Siderurgica Triestina e le imprese aggiudicatarie degli interventi. La prima fase operativa vedrà un sopralluogo che interesserà l'analisi del terreno e delle acque e la verifica delle caratteristiche e degli inquinanti delle acque di falda. Dalle indagini geognostiche e idrogeologiche è incaricato il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Teolab SPA, Geosintec SRL, Geoalpina SRL e LGT Laboratorio Geotecnico. Dopo la ricognizione preliminare sulla presenza di eventuali residuati bellici, saranno realizzate le trivellazioni necessarie ad effettuare il monitoraggio topografico, completato il quale servirà un periodo compreso tra i 6 e gli 8 mesi per acquisire dati stabili. L'obiettivo indicato dall'ingegner Fusco è di giungere nell'arco di 12 mesi all'autorizzazione del barrieramento, finalizzato ad impedire il deflusso di eventuali falde acquifere inquinate
e dell'impianto di trattamento delle acque. Lo stanziamento totale per la realizzazione delle opere di bonifica del SIN ammonta a 41,5 milioni di euro. Il commissario ha auspicato che l'accordo di programma possa essere realizzato per conciliare in un contesto oggettivamente complesso salute e lavoro ed ha ricordato il valore dell'accordo quadro sull'area della Ferriera, unico caso di applicazione del decreto che prevede misure per la realizzazione nei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, di oggetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico al fine di promuovere il riutilizzo in condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale. Ancora sulla Ferriera di Servola, la Regione fa sapere di essere disponibile al confronto con le associazioni ambientaliste. Un confronto utile per comprendere meglio le istanze alla cittadinanza e dare risposte mirate alle problematiche connesse allo stabilimento siderurgico triestino della Ferriera di Servola. Questo è il giudizio della Regione in merito ad incontro con Maurizio Fogar del Circolo Miani e Romano Pezzetta di Servola Respira, avvenuto in tarda mattinata, al quale hanno preso parte, oltre a tecnici e funzionari, anche Roberto Giovanetti, direttore regionale all'ambiente, Luca Marchesi, direttore ARPA FVG, ed il professor Marco Boscolo dell'Università di Trieste. Nel corso della riunione, durante la quale è stata ribadita la disponibilità della Regione al dialogo con tutte le associazioni e le realtà attive sul territorio, sono state affrontate alcune tematiche specifiche, tra cui l'efficacia del sistema di aspirazione dei fumi della coccheria e dell'altoforno, l'affidabilità del sistema di misurazione degli inquinanti sul territorio triestino e mugesano e la rumorosità dell'impianto. In merito a quest'ultimo punto, la Regione ha dichiarato che la rumorosità del sistema di aspirazione della coccheria sarà oggetto di rilevazione da parte di apposito fonometro in continuo, che è stato da poco installato. Relativamente al tema della sicurezza dell'altoforno, in particolare del crogiolo della Ghisa, posto dalle associazioni ambientaliste, è stato chiarito che la questione sarà sottoposta all'attenzione del Comitato Tecnico Regionale, che si riunirà martedì 23 gennaio per valutare gli esiti delle ispezioni compiute lo scorso anno. Per quanto concerne invece l'area del campo di colata dell'altoforno, la Regione ha illustrato le modifiche operate da parte dell'azienda, che garantiscono un miglioramento del sistema di aspirazione. Circa la rete di centraline di misurazione della qualità dell'aria, ARPA FVG ha ribadito la presenza di un elevato numero di sistemi di monitoraggio nell'area triestina, attraverso i quali è già possibile elaborare modelli matematici affidabili e rappresentativi della presenza di agenti inquinanti nell'atmosfera. La Regione e l'ARPA hanno quindi raccolto le indicazioni e i suggerimenti provenienti dalle associazioni ambientalistiche che verranno valutati con attenzione nell'ambito della continua azione di monitoraggio applicata nei confronti dell'impianto siderurgico. Approvate le graduatorie per i progetti rivolti ai giovani tra i 14 e i 19 anni, la Regione ha stanziato 300.000 euro. La Regione ha approvato le graduatorie del bando rivolto alle associazioni giovanili ed istituti scolastici, finanziato in base alla legge regionale 5 del 2012 per l'autonomia dei giovani e sul fondo di garanzia per le loro opportunità, che stanzia 300.000 euro per le iniziative rivolte ai ragazzi dai 14 ai 19 anni. I fondi saranno ripartiti tra 31 realtà, 20 associazioni senza scopo di lucro e 11 scuole. Alle associazioni che per partecipare al bando devono operare in Friuli Venezia Giulia ed essere composte almeno per l'80% da soci e componenti dell'organo direttivo in età compresa tra i 14 e i 35 anni. Sono stati destinati 191.500 euro. I fondi saranno ripartiti tra 31 realtà, 20 associazioni senza scopo di lucro ed 11 scuole. Alle associazioni che per partecipare al bando devono operare in Friuli Venezia Giulia ed essere composte almeno per l'80% da soci e componenti dell'organo direttivo in età compresa tra i 14 e i 35 anni sono stati depositati 191.500 euro, mentre agli istituti scolastici andranno 108.500 euro. Le iniziative risultate ammissibili sono state valutate da una commissione in base a grado di innovatività e originalità, partecipazione giovanile nell'organizzazione e realizzazione delle attività, partnership messe in atto, diffusione sul territorio regionale e congruenza delle risorse previste.
Le graduatorie complete relative al bando sono consultabili sul sito della Regione. Cambio del vice sindaco a Fogliano Re di Puglia. Antonio Calligaris nomina Daniele Dreossi come suo vice. Il sindaco di Fogliano Re di Puglia, Antonio Calligaris, ha nominato un nuovo vice sindaco, Daniele Dreossi, già assessore ai lavori pubblici ed urbanistica. La scelta del sindaco leghista desta particolare attenzione in vista delle prossime elezioni regionali, perché qualora Calligaris si candidasse al Consiglio regionale, spetterebbe a Dreossi la reggenza del comune fino alle prossime elezioni amministrative. Calligaris, eletto per la prima volta nel 2009, dovrebbe terminare il suo mandato nel 2019, ma già da tempo circolano voci, sempre più insistenti, di una sua candidatura in regione. Secondo la legge regionale 21 del 2004, i sindaci dei comuni con più di 3.000 abitanti, per essere eleggibili alle regionali, devono dimettersi almeno 90 giorni prima della data di scadenza del quinquennio del mandato elettorale del Consiglio regionale. Quindi, essendo Fogliano Re di Puglia un paese che supera di poco questa soglia, Calligaris nei prossimi giorni dovrebbe sciogliere le riserve e comunicare la sua decisione. Dal canto suo, il sindaco Calligaris dichiara che è una norma quella dell'incandidabilità dei sindaci che sconfina nel ridicolo. Il sottoscritto continua: con 3.052 abitanti sarebbe così importante da influenzare con la sua carica il voto degli elettori e pertanto deve dimettersi, mentre l'assessore o il vice sindaco di una città da 30.000 abitanti può tranquillamente rimanere in carica. In ogni caso, il 20 gennaio è il termine ultimo per scoprire le carte, quindi tra poche ore sapremo cosa avrà deciso Calligaris e se Dreossi gli subentrerà alla guida del comune di Fogliano Re di Puglia. Un caso di TBC polmonare segnalato all'Istituto Einaudi Marconi di Staranzano fa scattare la profilassi. Uno studente dell'Istituto Einaudi Marconi di Staranzano è risultato positivo alla tubercolosi polmonare ed attualmente si trova ricoverato in una struttura specialistica per seguire una terapia antibiotica. L'azienda sanitaria ha predisposto la profilassi per i contatti più stretti del ragazzo per scongiurare il rischio di contagio. Inizialmente i controlli hanno coinvolto i genitori del ragazzo ammalato e i compagni di classe, che saranno sottoposti al test di intradermoreazione che sarà poi ripetuto ogni 60 giorni. L'azienda sanitaria e la scuola fanno sapere che i protocolli di sorveglianza sono stati immediatamente attivati, coinvolgendo sia le persone che sono state a contatto con lo studente, sia i luoghi da lui frequentati. Il contagio, fanno sapere dall'azienda sanitaria, avviene per via aerea, ma non è facilissimo perché la persona malata dovrebbe avere una carica batterica molto elevata e la malattia, per contagiare altri soggetti, dovrebbe poter proliferare in un ambiente in assenza di ricambio d'aria e superare il controllo del sistema immunitario del soggetto sottoposto al contatto con la persona infetta. Il dirigente scolastico dell'istituto frequentato dal ragazzo che ha contratto la TBC, Marco Avragiacomo, ha pubblicato una nota sul sito internet della scuola nella quale si comunica che sia l'azienda sanitaria che la scuola stessa stanno affrontando la situazione con razionalità e trasparenza e che saranno quindi date informazioni agli organi di stampa ogni qualvolta ci fosse qualcosa da segnalare, per scongiurare il rischio di diffusione di notizie false o immotivatamente allarmanti. Il dirigente scolastico tiene a ribadire che la scuola non è infetta e che il rischio di contagio attuale è nullo. Per fugare ogni dubbio, pubblica la lettera che l'azienda per l'assistenza sanitaria Bassa Friulana Isontina ha trasmesso ai genitori tramite l'istituto scolastico. L'ASL fa sapere che le indicazioni del Ministero della Salute prevedono un intervento differenziato nell'ambito della comunità sulla base del tempo contratto con il soggetto infetto e che il bacillo può rimanere per anni in uno stato inattivo e l'individuo con infezione tubercolare potrebbe non sviluppare mai la malattia, non rappresentando quindi alcun rischio per le altre persone. Nel caso in cui qualcuno degli studenti sottoposti ai test diagnostici dovesse risultare positivo, sarà sottoposto a valutazione clinica per escludere una tubercolosi attiva e per decretare l'eventuale necessità di terapia contro l'infezione tubercolare latente. Tutti gli altri studenti che non hanno avuto contatti diretti con il ragazzo malato saranno sottoposti ai controlli solo se i test a cui è stato sottoposto il primo gruppo di persone evidenzieranno che vi siano casi di trasmissione dell'infezione. Solo se tra gli studenti ci fosse qualche soggetto con particolari determinate condizioni cliniche dovrà essere sottoposto ai controlli.
Per concludere, l'azienda sanitaria invita i genitori a prestare attenzione ai sintomi della malattia tubercolare, che potrebbero essere scambiati con sintomi influenzali, e di consultare il medico in caso di dubbio. Sono stati fermati a Pordenone alcuni richiedenti asilo che qualche giorno fa avevano aggredito una pattuglia della polizia. La squadra mobile di Pordenone ha sottoposto a fermo alcuni richiedenti asilo di origine pakistana ed afghana. Il provvedimento è scattato perché alcuni giorni fa una volante della polizia aveva bloccato un migrante che, in evidente stato di alterazione da alcol o droghe, aveva dato in escandescenza, inveendo contro i passanti. Quando i poliziotti lo avevano fermato, altri richiedenti asilo avevano circondato la vettura, strattonando gli agenti e minacciandoli. Erano riusciti a liberare l'uomo. I poliziotti, essendo in netta minoranza, non hanno reagito, ma hanno fatto rapporto ed è scattata subito un'indagine della squadra mobile. Le testimonianze degli agenti aggrediti e le riprese delle telecamere della videosorveglianza comunale hanno permesso di identificare alcuni richiedenti asilo che sono stati sottoposti al fermo. Un caso di stalking a Fiume Veneto. Arrestato un animatore turistico pregiudicato. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto gli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico per un animatore turistico di 25 anni di Fiume Veneto, è già noto alle forze dell'ordine, accusato del reato di stalking nei confronti dell'ex fidanzata, una donna di 36 anni. I carabinieri della compagnia di Sacile hanno individuato l'uomo che si trovava in un hotel di Ovindoli, in provincia di L'Aquila, dove svolgeva la sua professione di animatore turistico, e hanno provveduto all'arresto. Il giovane non aveva accettato la fine della relazione con la donna e aveva iniziato a minacciare di morte lei e i suoi figli avuti da una precedente relazione. La donna, vessata da ormai 2 anni, ha trovato il coraggio di rivolgersi all'associazione Voce Donna di Pordenone, confessando i soprusi subiti durante il periodo della convivenza con l'uomo. Successivamente è scattata la denuncia che ha portato all'arresto del suo ex convivente. Sabato 20 gennaio a Ronchi dei Legionari sarà celebrata la giornata della Polizia Locale del Friuli Venezia Giulia. Ronchi dei Legionari ospiterà sabato 20 gennaio la 9ª giornata regionale della Polizia Locale, in concomitanza con la ricorrenza di San Sebastiano. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 9 presso la chiesa di Santo Stefano in Viale Garibaldi, dove successivamente sarà celebrata la Santa Messa. In Piazza dell'Unità d'Italia, alle ore 10:30, partirà la sfilata del corteo accompagnato dalle bande della Società Filarmonica Giuseppe Verdi e di quella della Polizia Locale di Trieste, in direzione Palaroller, dove avrà luogo la cerimonia ufficiale, alla presenza delle autorità. Durante la cerimonia saranno consegnati dei riconoscimenti agli agenti del Friuli Venezia Giulia che nel corso del 2017 si sono distinti in azioni di servizio. Le celebrazioni si concluderanno presso il Palazzetto dello Sport. La Giunta regionale ha tracciato il quadro complessivo della rete dei servizi sociali e sociosanitari dedicati alle persone anziane nel corso di un'audizione alla terza commissione del Consiglio regionale. I dati rilevati registrano nella struttura demografica della popolazione regionale una condizione di invecchiamento significativo rispetto al resto d'Italia. La stima di anziani non autosufficienti è pari a 32.200 unità, mentre oltre 30.000 persone si trovano in condizioni di ridotta autonomia. In ambito dei servizi di assistenza sociosanitaria, nel 2016, gli utenti con oltre 65 anni che hanno usufruito di un intervento di assistenza domiciliare sono stati circa 32.000, 16.000 dei quali interessati da prestazioni di carattere continuativo. I servizi riabilitativi sono stati utilizzati da oltre 12.300 utenti, di cui 3.500 bisognosi di prestazioni continuative. Dei servizi semi-residenziali hanno usufruito 790 utenti. Il sistema dei servizi residenziali conta 189 strutture, per 10.997 posti letto. 5.148 sono gli operatori tra infermieri, assistenti di base e professionisti dedicati alla riabilitazione. Sono stati adottati nuovi sistemi informativi che hanno permesso la raccolta di informazioni relative alla gestione dei servizi residenziali ed alla relativa rielaborazione dei dati raccolti. È stato compiuto il monitoraggio e la successiva valutazione della qualità delle residenze per anziani ed avviato un processo di riclassificazione delle stesse. Conclusa la fase di riclassificazione, si intende avviare il processo di accreditamento che
che permetterà il convenzionamento con il servizio pubblico ed il nuovo sistema di finanziamento per gli anziani non autosufficienti, ospitati nelle case di riposo, che passerà da una logica basata sui posti letto ad un approccio guidato dal bisogno degli utenti. Partiranno anche le sperimentazioni, abilitare possibile e domiciliarità innovativa, per incentivare la permanenza nel contesto familiare degli anziani in condizioni di fragilità. Vi è poi la sperimentazione legata allo screening della popolazione anziana fragile, con lo scopo di definire un protocollo di intervento per attivare il servizio di telesoccorso e la partecipazione all'attuazione del Piano Nazionale Demenze. Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dai legali della Camera di Commercio di Pordenone, riguardante l'accorpamento tra l'ente camerale di Udine e quello di Pordenone. Nel provvedimento i giudici sostengono che non è dimostrato il pregiudizio sostenuto, cioè di un danno irreparabile che scaturirebbe dall'accorpamento. Attualmente non è stata fissata alcuna udienza, dunque il procedimento è praticamente chiuso. Quindi il provvedimento di accorpamento disegnato per il Friuli Venezia Giulia, disegnato da Union Camere, è valido ed efficace. La Camera di Pordenone, che si oppone sia all'accorpamento con Udine che all'accorpamento di tutte le Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia in una sola, potrebbe però presentare un nuovo ricorso. La squadra mobile di Pordenone ha sottoposto a fermo alcuni richiedenti asilo di origine pakistana ed afghana. Il provvedimento è scattato perché alcuni giorni fa una volante della polizia aveva bloccato un migrante che, in evidente stato di alterazione da alcol o droghe, aveva dato in escandescenza, inveendo contro i passanti. Quando i poliziotti lo avevano fermato, altri richiedenti asilo avevano circondato la vettura, strattonando gli agenti e minacciandoli. Erano riusciti a liberare l'uomo. I poliziotti, essendo in netta minoranza, non hanno reagito, ma hanno fatto rapporto ed è scattata subito un'indagine della squadra mobile. Le testimonianze degli agenti aggrediti e le riprese delle telecamere della videosorveglianza comunale hanno permesso di identificare alcuni richiedenti asilo che sono stati sottoposti al fermo. Il GIP del Tribunale di Pordenone ha disposto gli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico per un animatore turistico di 25 anni di Fiume Veneto, è già noto alle forze dell'ordine, accusato del reato di stalking nei confronti dell'ex fidanzata, una donna di 36 anni. I carabinieri della compagnia di Sacile hanno individuato l'uomo che si trovava in un hotel di Ovindoli, in provincia di L'Aquila, dove svolgeva la sua professione di animatore turistico e hanno provveduto all'arresto. Il giovane non aveva accettato la fine della relazione con la donna e aveva iniziato a minacciare di morte lei e i suoi figli avuti da una precedente relazione. La donna, vessata da ormai 2 anni, ha trovato il coraggio di rivolgersi all'associazione Voce Donna di Pordenone, confessando i soprusi subiti durante il periodo della convivenza con l'uomo. Successivamente è scattata la denuncia che ha portato all'arresto del suo ex convivente. Sabato 20 gennaio cielo poco nuvoloso e saranno possibili locali precipitazioni. Soffierà bora moderata sulla costa. Domenica 21 gennaio il cielo sarà sereno, poco nuvoloso, salvo sui monti. Soffierà vento moderato e saranno possibili gelate notturne sui monti e in pianura. Per oggi è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale di Telemare.